E cedo la parola all'ultimo relatore, Luigi Maria Di Corato, che ci parlerà della mappa della Valle di Merso. Allora, come promesso, cercherò di essere rapidissimo, evitando, le premesse sulle quali abbiamo già avuto modo di confrontarci ieri, per portarvi, ad un confronto sul piano operativo. Allora, ieri abbiamo parlato di questa mappatura digitale sulla quale stiamo lavorando e volevo condividere con voi un po' il processo tecnico che ci ha portato alla sua realizzazione. Come vi dicevo, il percorso è un percorso di schedatura partecipata che coinvolge una serie di giovani laureati dei territori sui quali siamo andati a attuare la schedatura e che hanno per missione il coinvolgimento delle comunità residenti. Quindi la premessa è che non siamo un ecomuseo, siamo un sistema museale, ma che a un certo punto ci siamo trovati a ridisegnare la nostra identità. La Fondazione Musei Senesi brevissimamente nasce nel 2003. Nel 2004 ha il riconoscimento di personalità giuridica e sostanzialmente dal 2004 al 2010 ha sviluppato la sua attività in funzione della redistribuzione delle risorse che Fondazione Monte dei Paschi dava a Fondazione Musei Senesi. L'avete capito bene? Cioè sostanzialmente era un imbuto, non era un soggetto di gestione del territorio, ma sostanzialmente era un soggetto di redistribuzione delle risorse sul territorio, finalizzate poi anche evidentemente alla realizzazione di una serie di attività comuni. Però aveva un approccio fortissimamente top-down, quindi fortissimamente istituzionalizzato e dall'alto, fortissimamente dirigista e fortissimamente slegato dal contesto territoriale di riferimento. La fondazione si riferiva agli amministratori o ai direttori dei musei, senza tenere minimamente in considerazione le istanze del territorio, quindi lavorando come una piramide in ordine gerarchico. Dopo un anno di analisi abbiamo fatto quella che tecnicamente nel mondo dell'impresa si chiama una due diligence, cioè abbiamo fatto una valutazione di tutti gli aspetti funzionali della fondazione e abbiamo attuato un piano di rilancio, di riorganizzazione sistematico di questo oggetto gestionale che ci ha portato, come vi dicevo ieri, a una riorganizzazione su base territoriale e ad una ridefinizione complessiva di tutte le competenze e gli obiettivi che la Fondazione doveva in qualche modo riporsi per ricominciare a gestire il territorio e il patrimonio museale in modo del tutto diverso. Avevamo scarsissimo contatto con le comunità residenti e scarsissimo contatto con le comunità locali e abbiamo cominciato a aumentare questo contatto, cominciando a ripartire dalle istanze del territorio nella riprogettazione anche delle istanze gestionali della Fondazione. Lo abbiamo fatto sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista organizzativo e amministrativo e sia dal punto di vista della definizione di strategie che avessero una ricaduta diretta sui cittadini e non una ricaduta mediata sui cittadini attraverso i responsabili scientifici dei musei. Dal punto di vista economico siamo passati, come vi accennavo ieri, da una gestione che era un museo e un direttore, un museo, un soggetto di gestione, all'incentivazione delle gestioni associate. Cioè riorganizzando i musei per territori omogenei, abbiamo cercato di intercettare le gestioni associate se attive e cominciare a farli riflettere sul fatto che i bandi non dovessero essere più bandi di appalti di servizi, ma bandi di concessione e non più concessioni per un singolo museo, ma concessioni d'area. Quindi abbiamo iniziato a progettare e realizzare bandi di concessione a 6-7 musei per 4-5 comuni che intercettassero a quel punto degli investitori privati, quindi non fossero più solo bandi di concessione attraverso i quali andavamo ad acquistare servizi dall'impresa, di appalto, ma bandi di concessione attraverso i quali andavamo a concedere la gestione in global service di 5, 6, 7 musei
grazie all'investimento di un'impresa. Dal punto di vista invece, come dicevo, amministrativo, abbiamo cambiato il nostro statuto, riorganizzando lo statuto per territori e andando ad individuare uno strumento che vi accennavo ieri, che sono le consulte d'area. Sono strumenti attraverso i quali andiamo a fare la progettazione delle priorità, la definizione delle priorità e la progettazione delle azioni, interagendo direttamente, grazie ad uno strumento definito e istituzionalizzato, con tutti gli stakeholder e gli shareholder di ogni singolo territorio. Lo statuto è stato approvato agli inizi dell'anno, in questo momento è nella fase di ratifica da parte di tutti i consigli comunali dei 32 comuni che compongono il consiglio di indirizzo della Fondazione Musei Senesi, oltre che dell'Università degli Studi, della Fondazione MPS, di Banca MPS, delle 2 diocesi e dell'Università, e di fatto entrerà a pieno regime, ci auguriamo, con la fine dell'estate. Avevamo però bisogno di un terzo punto, che era quello della restituzione dei musei alle comunità proprietarie. Molti dei nostri musei sono nati in vitro, cioè sono nati per l'esigenza di un sindaco che un mattino si svegliava e diceva: ci sono delle risorse, facciamo un museo. Quindi sono stati catapultati sulla testa della comunità locale. Ci siamo accorti che moltissimi degli abitanti di alcuni dei comuni non avevano neanche mai visto il museo civico. Perché? Perché non faceva parte delle cose importanti del territorio, non era un punto di riferimento per la comunità. Per cui una delle prime azioni che abbiamo avviato 3 anni fa su vasta scala, per cui su tutto il territorio provinciale, si chiamava restituzione, i musei per la comunità locale. Abbiamo avviato delle attività educative gratuite, mirate non ai ragazzi che già usufruiscono di questo tipo di attività, ma mirate alle comunità di residenti e di associazioni dedicate sostanzialmente agli adulti e alle famiglie. E questo è stato un primo passo per recuperare un po' di fiducia e recuperare un po' di relazione con le comunità residenti. Il secondo passo è stato quello di cui vi parlerò adesso, l'avvio di un'azione di catalogazione partecipata all'interno dei territori con le comunità residenti, a partire da un luogo speciale che è Monticiano, e a partire dal fatto che a Monticiano c'è un sindaco molto speciale, si chiama Sandra Becucci, che voi conoscete in quanto direttore del Museo del Paesaggio di Castelnuovo e di nostra collega. E con Sandra, che prima era assessore all'ambiente del comune di Monticiano e poi è diventato sindaco, abbiamo cercato di dar vita ad un modello di schedatura partecipata come quello che vi ho raccontato e che sostanzialmente possiamo riassumere in queste quattro fasi. Abbiamo sostanzialmente presentato il progetto alla comunità, abbiamo individuato gli schedatori, abbiamo costruito il gruppo di lavoro dando dei ruoli, ovviamente trovando anche un coordinatore per il gruppo di lavoro. Attraverso le amministrazioni che sono state coinvolte abbiamo avuto accesso alla comunità residente anche dal punto di vista ufficiale, non solo per le relazioni che i singoli schedatori avevano, e quindi abbiamo ufficializzato il percorso e poi abbiamo definito la griglia della scheda di schedatura, le categorie di schedatura e le sottocategorie di schedatura, e siamo partiti poi sostanzialmente con la catalogazione. Voglio dire che questo per noi non è un progetto estemporaneo, è un progetto che abbiamo finanziato per il 2012, abbiamo finanziato sul 2013 e abbiamo rifinanziato sul 2014, e non con fondi dedicati alla schedatura, ma rinunciando ad altre cose, cioè facendo un'attività di fundraising specifica e andando a focalizzare la nostra azione in modo specifico sul progetto, perché lo riteniamo un asset di investimento per i prossimi anni. Ecco, questo nel dettaglio è quello che è stato fatto nell'organizzazione del gruppo di lavoro. Ogni azione è stata codificata in modo sistematico e ogni atto è stato inserito all'interno di un processo strutturato.
Perché? Perché per noi il lavoro su Monticiano rappresentava la definizione di un format, cioè rappresentava la definizione di uno strumento che, se avesse avuto successo, avremmo poi tentato di replicare in tutti gli altri territori della provincia di Siena e quindi in tutti gli altri distretti che andavamo costituendo con sistematicità. Quindi avevamo bisogno di andare a strutturare un percorso che fosse sostanzialmente, come dicevamo ieri, rispondente ad una serie di caratteristiche. Abbiamo scelto anche noi il digitale come modalità di restituzione. Abbiamo lavorato su WordPress, quindi su una piattaforma open source che potesse essere in qualche modo poi di nostra proprietà e quindi scalabile e replicabile. Abbiamo costruito il modello in funzione delle problematiche che via via si proponevano quasi quotidianamente con l'attività di catalogazione. L'abbiamo fatto in partnership con un'azienda che ha finanziato con una sponsorizzazione tecnica gran parte dell'implementazione del lavoro informatico. Quindi, diciamo, in ogni aspetto del percorso abbiamo sempre cercato di condividere quello che stavamo facendo in una logica di convenienza reciproca, che è stata la parte di mediazione politica e a volte anche economica, che è un po' la caratteristica anche della prossima fase del progetto che cercherò di illustrarvi fra 3 minuti, penso 4. Ecco, però prima di cominciare volevo farvi vedere la scheda. È evidente che abbiamo fatto un'attività di analisi sistematica sui sistemi di schedatura. È evidente che non abbiamo che potuto prendere in considerazione anche le schede del Ministero. Abbiamo per ovvie esigenze dovuto fare un'attività di semplificazione, però una semplificazione che era anche funzionale alla struttura del progetto, quindi era anche funzionale alla nostra necessità, ad alcune nostre necessità che non erano esclusivamente endogene alla scheda, ma che ci servivano poi per riferire la scheda al sistema. Che cosa avevamo in mente già da subito? Uno strumento che avesse la possibilità di avere una serie di supporti, per cui la possibilità di associare alla scheda file video, file audio, file in download, quindi scaricabili, potevano essere file testuali e quindi libri digitali e quant'altro, e anche la possibilità di associare alla scheda un sistema di hyperlink, quindi la possibilità, oltre che le tradizionali immagini, di avere una costante referenza della scheda ad altri sistemi di schedatura già disponibili e già presenti sul web e sul territorio. In più abbiamo iniziato già a pensare che le categorie potevano non essere sufficienti, anche le sottocategorie che andavamo a determinare potevano non essere sufficienti, e siamo andati a costruire un sistema di link trasversali, per cui abbiamo la possibilità di dare al visitatore del portale una chiave di ricerca che è per categorie e sottocategorie, una chiave di ricerca che è per cronologia, una chiave di ricerca che è per parola chiave, ma nel momento in cui colui che è sul sito sceglie una scheda, poi si trova una serie di hyperlink interni alla scheda che crea degli altri rimandi, dei rimandi logici, dei rimandi semantici che rimandano ad altri oggetti per associazione, diciamo così, di idee. Le categorie sulle quali abbiamo lavorato sono queste. Mi conforta vedere che molte di queste categorie sono comuni. In alcuni casi ci siamo spinti ad una precisazione ancora più sistematica. Per ciascuna delle categorie abbiamo attribuito un colore, ovviamente, per dare anche una facilità di restituzione e di lettura, e per ciascuna delle categorie e delle sottocategorie abbiamo cercato di mantenere il colore anche nei puntatori della georeferenziazione che vedremo fra poco. A titolo esemplificativo vi ho portato anche l'immagine di come
sono state poi individuate per ciascuna categoria e ciascuna sottocategoria le schede per quanto riguarda il sito della Val di Merse e di Monticiano. Questa è la schedatura della Val di Merse, è partita dal comune di Monticiano e adesso si è estesa per esempio al comune di Sovicille. L'anno prossimo implementeremo Monticiano, implementeremo Sovicille e andremo ad associare la schedatura al comune di Murlo. E quindi lavoreremo in qualche modo a cipolla, per cerchi concentrici, di anno in anno, andando a implementare quello sul quale stiamo lavorando, aggiungendo però un ulteriore ambito d'azione specifico. Quindi questo è il lavoro che abbiamo fatto in Val di Merse. Nel Chianti, stiamo iniziando a lavorare sul Chianti, abbiamo adottato tutt'altra ipotesi di lavoro, ovvero sia abbiamo lavorato contemporaneamente sui 4 comuni e andiamo poi ad aggiungere schede per i 4 comuni in contemporaneo, perché è un progetto polifocale, mentre in questo caso quello di Monticiano è stato un percorso monofocale. I colori che vedete corrispondenti alle schede non sono i colori delle categorie, ma i colori simbolo che abbiamo attribuito a ciascuno schedatore. Quindi così avete anche visivamente la possibilità di capire quanti e chi facevano che cosa. Ecco. E qui andiamo avanti. Ovviamente cercherò di essere il più rapido possibile perché forse ho ancora 4 minuti da adesso. Tutte queste schede sono state ovviamente realizzate e emesse online dopo tutto quel percorso di stesura, validazione, associazione dei materiali, verifica dei materiali, quindi un'operazione che è stata assolutamente sistematica, per arrivare al portale costruendo qualche cosa che avesse delle caratteristiche di estrema semplicità, che fosse più simile possibile. Questa era una delle cose che ci siamo posti, più simile possibile proprio ad una mappa di comunità. Quindi non fosse un portale con 100.000 funzioni, fosse un portale in cui le funzioni fossero effettivamente molto semplificate e che fossero radunate poi fisicamente attorno alla mappa e attorno alla georeferenziazione. Adesso lo vediamo nel dettaglio. Qui vi ho portato qualche numero. Per ora, previste su Val di Merse ci sono 210 schede, per ora ne abbiamo realizzate 150. Come vi dicevo ieri, abbiamo corrisposto agli schedatori 40 euro a scheda come impegno. Sappiamo che non è una cifra altissima, ma è un impegno formale che ci siamo presi nei confronti di coloro che stanno lavorando per noi. Gli schedatori attivi sono 14, sono coordinati da un coordinatore. In questa prima fase sono stati coinvolti in Val di Merse 58 cittadini che hanno contribuito alla redazione delle schede. Ovviamente ogni scheda porta anche il nome del coautore, quindi del cittadino che ha dato un contributo effettivo, e spesso il contributo non era solo, diciamo, in termini di contenuti, ma anche in termini di apparati, la messa a disposizione di fotografie, di video, di materiali. E abbiamo raccolto 90 video, 1200 immagini che sono ovviamente tutte online, una cinquantina di PDF o di altri materiali scaricabili, e il sito dell'Ecomuseo della Val di Merse è andato online come vi dicevo ieri, due delle caratteristiche che ha il sistema, adesso la linea è un po' debole per cui ci vuole un po' prima che lo carichi, e sono, diciamo, forse la più forte è l'idea di dare la possibilità all'utente di integrare le informazioni che sono presenti nel sito. Io devo dire che devo ringraziare Raul perché quando venne 3 anni fa ormai in Chianti a raccontarci l'esperienza fatta su Wikipedia, mi impressionò molto, e quindi, diciamo, dalla fonte di ispirazione ha portato anche a capire, ovviamente per noi gli utenti Wikipedia della nostra zona non sono tantissimi, non era un progetto che si basava su un investimento come quello fatto a Parabiago, era un progetto diverso, è un progetto di una rete museale che si vuole allargare alla comunità e quindi all'esigenza di intercettarla. Pertanto abbiamo costruito un sistema proprietario, quindi la possibilità per il cittadino
cliccando su segnala, loggandosi su una pagina di login, di dare un contributo diretto, di lasciare le sue informazioni se vuole lavorare con noi o collaborare con noi, ma anche di sottoporre all'attenzione di chi lavora sul progetto ovviamente di una scheda. Abbiamo integrato il sistema anche con una pagina Facebook, adesso per ora è la pagina Facebook della Fondazione Musei Senesi, ma nel tempo sarà la pagina Facebook del progetto, che ci serve anche come agenda. Fisicamente, andando sulla mappa, succede questo. Insomma, ci sono, vedete, pochissime informazioni, il progetto è proprio attorno alla mappa, e andando alla mappa, adesso sempre con calma, mi dispiace, caricherà i puntatori e il visore che serve poi ad interrogare i punti di interesse. Già è noioso guardare i siti durante una conferenza, figuriamoci oggi con questa linea. Devo un debito anche al lavoro fatto da Daniele Giallà su Museo Torino. Non so, è un progetto forse conoscete, è un progetto molto complesso, per lo più legato all'architettura e alla storia dei luoghi, quindi a categorie piuttosto strutturate, però diciamo il sistema di georeferenziazione ha avuto come fonte di ispirazione il lavoro fatto anche da Museo Torino. Nel momento in cui si carica la pagina, la situazione che vedete è questa. Quindi si ha la possibilità di fare una ricerca per categorie, ovviamente adesso facciamo caricare i puntatori, vedete che ci sono degli strani puntatori animati che si riferiscono ai beni diffusi e dei puntatori non animati che si riferiscono ai beni puntuali. Adesso la scala è una scala abbastanza larga, mano a mano in cui si va nel dettaglio, ovviamente il puntatore si rimpicciolisce e diventa più puntuale. Nel momento in cui si seleziona una categoria, seleziona solo i puntatori di quella categoria. Nel momento in cui con il mouse andiamo su un punto di interesse, forse c'è la possibilità di vedere a che cosa corrisponde. Cliccando sul punto di interesse c'è un visore che carica le informazioni di base, in questo caso siamo sul paesaggio, siamo sulla biodiversità. Nel momento in cui andiamo alla scheda completa, abbiamo la possibilità di accedere, come vi dicevo, alla scheda completa e alla georeferenziazione su Google del punto di interesse su un visore che adesso comparirà lì sulla destra. C'è una galleria fotografica, ci sono una serie di beni correlati e, come vi dicevo, ci sono una serie di tags. Stiamo parlando della riserva naturale dell'Alto Merse, c'è ovviamente per ogni scheda una bibliografia, ma poi c'è anche la possibilità di andare sui temi connessi, che sono per esempio l'acqua, gli aspetti geologici, il bosco e la flora e la fauna. Se io clicco su flora e fauna, mi carica tutte le schede che possono essere riferite a questa categoria, per cui ho un doppio livello di navigazione, un livello di navigazione che è quello, diciamo, delle categorie previste e delle sottocategorie connesse, e un livello di navigazione che è riferito alla singola scheda, interrogando il quale escono le categorie. Ovvio che se poi andiamo a parlare del pharma e di tutte queste categorie, una delle schede correlate è la pesca con le mani nel fiume Pharma, in cui c'è un signore che racconta di quando andava a pescare con le mani e racconta quali sono le tecniche di pesca con le mani. Quindi i nodi poi e le connessioni, come le sinapsi, si attivano anche rispetto ad un sistema di ricerca che non è necessariamente quello che abbiamo determinato noi, ma quello che poi determina anche il sistema. E quindi abbiamo in qualche modo utilizzato anche l'intelligenza del sistema che abbiamo popolato e generato per creare anche delle connessioni che non fossero solo le connessioni volontarie o le connessioni che erano state determinate, ma anche delle connessioni di processo, che a volte sono abbastanza affascinanti. Allora, torno velocemente e vi lascio poi l'approfondimento al sito in modo sistematico alla nostra carrellata per dirvi che il progetto della Val di Mersa è stato messo online qualche giorno fa, diciamo un mese fa.
Stiamo lavorando sul progetto del Chianti che andrà online entro la fine del mese. Il progetto prevede 250 schede, ne abbiamo già una sessantina, contiamo di andare online con un centinaio, 120 schede. Ovviamente la piattaforma è una piattaforma oramai pronta e strutturata, ve la faccio vedere solo per farvi vedere poi come cambia il progetto o come rimane uguale a seconda dei territori, almeno vedete come è replicato lo schema del portale e che può esservi utile per capire che cosa abbiamo in mente. E nel contempo abbiamo avviato anche altri 4 progetti. Uno abbastanza avanzato in Val d'Orcia, in collaborazione con il sito UNESCO della Val d'Orcia e in collaborazione con l'ente di gestione del sito UNESCO, quindi del Parco della Val d'Orcia, sui quali abbiamo avuto dei finanziamenti MIBAC. Stiamo attivando proprio in questi giorni lo stesso lavoro con 60 schede, diciamo, prototipali in Val d'Elsa, in Val di Chiana e nelle Crete Senesi. Vedete, il format è lo stesso, si ripete sostanzialmente con le stesse caratteristiche grafiche, sono i contenuti che cambiano. Abbiamo deciso di avviare anche un percorso sulla città di Siena, che però è ancora allo stato embrionale, perché lì ci confrontiamo con problematiche molto più complesse e se volete magari nel pomeriggio, se ce ne sarà occasione, mi piacerebbe confrontarmi con voi sulle problematiche di una città divisa in 17 contrade, in cui la caratteristica essenziale della vita quotidiana è la partecipazione e l'autodeterminazione di quelli che si chiamano i popoli di contrada. Quindi lì ci stiamo andando con i piedi molto più di piombo, perché ogni contrada ha un archivista, ogni contrada ha un archivio, ogni contrada ha un museo e quindi ogni contrada ha una mappatura del territorio e le contese fra le contrade sono sempre determinate da motivi di confine, quindi sono determinate su dove si colloca il confine fra una contrada e l'altra, che può essere un motivo di scontro fisico, di rissa fisica, ma per 100 anni o 200 finché non si risolve il problema o il problema tendenzialmente non viene mai risolto. Ecco, questo per farvi vedere però come il progetto viene replicato poi nelle singole aree. Veniamo un po' ai totali che forse vi possono essere utili. Nel 2013 noi abbiamo impegnato 75.000 euro su questo progetto, quindi per noi una cifra considerevole. Tenete conto che il bilancio di Fondazione Musei Senesi, bilancio di esercizio del 2012, era di 2.200.000 euro. Quest'anno chiudiamo con un bilancio di 880.000 euro, quindi siamo in contrazione e sente della crisi, però abbiamo nonostante tutto deciso di investire una parte considerevole delle nostre possibilità su questa azione. Chiudo dandovi un accenno sulla seconda fase. Attorno a questo progetto abbiamo cercato di costruire un'idea di business, cioè abbiamo iniziato a costruire uno strumento legato allo sviluppo locale ma con un risvolto economico forte, che è ancorato all'idea che, essendo la piattaforma una modalità per la condivisione dei contenuti, potesse essere anche la possibilità di dare struttura di consulenza al mondo dell'impresa, perché non ci dobbiamo mai dimenticare che quando parliamo di comunità non parliamo solo dei cittadini, ma parliamo anche delle imprese, parliamo anche di realtà che hanno magari non una persona fisica ma una persona giuridica di riferimento, e quindi stiamo provando a costruire un modello economico attorno al portale e attorno a tutte le attività che il portale può svolgere o che la gestione di questi contenuti possono svolgere concretamente per la comunità. Una di queste, ed è quella sulla quale stiamo investendo di più, è l'attività non tanto di incubazione di impresa,
ma di tutoraggio alle attività di impresa, alla nascita di nuove imprese, soprattutto di imprese giovanili che vogliono lavorare nello sviluppo di progetti legati a nuovi prodotti, a nuovi servizi sul territorio. È uno dei fattori determinanti delle nuove direttive dell'Europa 2020, lavorare sulle industrie creative e lavorare sulle nuove prospettive legate ai territori, e stiamo cercando di considerare, abbiamo fatto delle valutazioni piuttosto precise che magari appunto nel pomeriggio sul gruppo di lavoro sulla gestione sulle quali possiamo confrontarci, che sono effettivamente, secondo me, interessanti per tutti. È evidente che abbracciare questa nuova ipotesi significa abbracciare il mercato, abbracciare un approccio che è un po' diverso rispetto a quello che ha caratterizzato, diciamo, le nostre attività. Un approccio al mercato come può essere quello di una no profit, perché ovviamente i proventi delle attività economiche che vorremmo cercare di sviluppare vanno all'autofinanziamento del progetto. Roger ci diceva che il loro autofinanziamento è dell'80%. Quindi un autofinanziamento veramente molto importante. Ecco, se non andiamo verso dinamiche di autofinanziamento attraverso l'utilizzo di quello che siamo in grado di determinare e l'utilizzo della diversa consapevolezza che possiamo dare anche al mondo delle imprese attraverso progetti come questi, allora possiamo dare un orizzonte ai nostri istituti, un orizzonte ai territori e generare magari attività di impresa, lavorando sulla mentorship, lavorando sull'ultimo miglio per aiutare l'impresa ad un posizionamento, sfruttando evidentemente tutti gli asset possibili che il territorio adesso è in grado di proporre. Grazie. Grazie.